Lascia un mi piace se vuoi un altro video Andrea contro Davide Lombardo. E voglio, ciao, benvenuti a sul canale Smeralla, ne siamo qui oggi con un nuovo video e anche oggi siamo qui in Villa Eliz per la sfida del secolo. Ve l'ho portata lo scorso anno, un po' così a caso è nata l'anno scorso, Andrea Lombardo contro Davide Lombardo, i due fratelli che tanto vi piacciono, che tanto amate perché tanto ci fanno divertire e oggi ho voluto riportare questa sfida tema mondiali. Messi da una parte, Cristiano Ronaldo dall'altra. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, seguiteci sempre, consigliatemi altri video da fare con i due fratelli. Io qualcuno ce l'ho già in mente, però nuove idee sono sempre ben accette. Andiamo dentro con la prima. E allora signori, può partire questa sfida epica in Villa Eliz, Cristiano Ronaldo contro Messi. Messi ha già vinto questa coppa, vediamo se Cristiano Ronaldo prima di ritirarsi definitivamente dal calcio giocato la potrà stringere. Partirà tutto dai calci di rigore. Signori, il primo a partire è proprio lui. E metto pallone. Quale pallone vuoi, Messi? La Champions. Può partire Lionel Messi. Guardate in porta Ronaldo come si sposta, signori. Gli indica la strada. Ronaldo però gli dice vai a fare un po' in culo! Golazo di Messi che esulta come solo lui sa fare guardando il cielo. E adesso è il turno di Cristiano Ronaldo. Dichiarazioni di Ronaldo prima di un tiro importante? Vabbè, spero di segnare. Dichiarazioni forti quelle di Cristiano Ronaldo. E parte Ronaldo! La goduria di Messi, 1-0 per l'Argentina. Secondo calcio di rigore per Messi, che va a scegliere sempre un pallone in particolare, quello della Champions League. Andrea, più indietro. Parte da una posizione mancina stavolta. Che rigore, signori! Lionel Messi e fa così con la mano, poi esulta sempre verso il cielo. Cosa ti senti di dichiarare a caldo? Adesso segnerò. Dichiarazioni molto importanti anche stavolta da parte di Cristiano Ronaldo, che parte lo stesso. Non ci credo, signori. Secondo rigore parato da Lionel Messi. Andrea! Non ancora, Andrea, non hai ancora vinto. È il terzo calcio di rigore. Fa così con la mano Andrea per dire spostati dalla porta. Non ci credo. Può partire Davide. Vediamo se Davide se ne fregherà o meno. Classica posizione da Cristiano Ronaldo. Come non è gol, Andrea? Aspetta. No. 2-1 per l'Argentina. Messi non può sbagliare. Sempre posizione mancina. La rincorsa Messi fuori. Andrea, sì. Andrea, girati. Hai sbagliato il secondo rigore di fila. Ma calma però, calma. Calma, perché adesso Davide, in arte Cristiano rotondo, crostino rotondo, può rientrare e fare il 2-2. Sospiro di sollievo. Ecco qui. La parata quasi, no quasi, immobile da parte di Messi, che ha un culo enorme quanto una casa, perché sbatte il pallone prima sulle gambe e poi sul palo. Si resta sul 2-1. Lo faccio per Anna Mena, ragazzi. Tu sai chi sia Anna Mena? Ultimo rigore, quello decisivo. Se segna vince! Lionel Messi in ginocchio. Cristiano Ronaldo che perde la prima sfida tra i due fratelli. Ma attenzione, perché non è finita qua. Siamo giunti alla seconda sfida, probabilmente quella più epica, quella dell'1 contro 1. Entrambi indicano le proprie nazioni. Uno l'Argentina, l'altra il Portogallo. Messi contro Ronaldo, la sfida eterna. La sfida tra i due fratelli, Borussia Schale e Bayern Fuse. Signori, nel campo più virale di YouTube si gioca tutto. Si arriva a 5 gol e si parte ora. Prego signori. Ecco qui, prima palla per Messi, Messi. Ancora Messi! Ed esulta, quasi fregandosene delle telecamere, perché sa che questo è quello che sa fare meglio. Poi prende gol, resta immobile. VAR Non è gol.
non è gol, ma per noi sì, signori, è 1-1. I due gol più veloci della storia. C'è Messi, dice spostati al fratello. No Davide, non spostarti! La para col piede. Ecco ancora Davide. Davide, Ronaldo fuori. Subito battuta, porta scoperta. Si fa sotto Messi che la prende. Quasi incredibilmente, e poi il tiro di Ronaldo fuori. Ecco il numero 10. Messi si fa sotto Ronaldo. Guardate qui la finta di Ronaldo. No, Matteo. I due si stuzzicano. Riparte tutto da Messi. Dice aspetta. La mosciata! La mosciata e poi il tiro. Palla per Ronaldo, si fa sotto Messi. I due si prendono quasi. La palla resta in campo. Il gol incredibile di Messi che sbeffeggia Ronaldo dicendo guarda là, Ronaldo si gira e prende gol. Ecco l'Argentina che avanza con Messi. La finta! È il gol del sinistro più famoso del mondo, Lionel Messi. E poi fa un gesto pantelliano. Di nuovo palla in possesso dell'Argentina. Messi, guardate la finta di Messi. Sembra veramente il Messi originale. Palla per l'Argentina. Avanza Andrea, la mosciata. Ancora. Di sinistro. Va con la pancia Andrea. Andrea! Lombardo! Mani nei capelli. Ronaldo, Andrea. Il tacco! Assurdo di Ronaldo. Ecco Messi. Spostati. Dice spostati. E si sposta il fratello! Non ci credo, soltanto con la forza della mano. Davide si sposta ingenuamente, non capendo che questa era tutta una tattica. Guardate qui i due come si prendono, palla fuori. Abbiamo perso qualsiasi pallone. Ma come lo scarta molto bene! Il palo! Ancora! Davide può tirare palo! Palo risponde palo. Ecco Messi. Fuori, i due giocano ma tirano subito. Bisogna fare qualcosa di più, signori. Palla per Davide. Ecco Davide. Andrea, avanza Davide e perde l'orientamento. Andrea chiude la partita sul 5-1, signori. Davide però vuole continuare nonostante la sconfitta. Vuole forse prendere un altro, fa un tunnel clamoroso, il colpo di tacco di Andrea. Riparte Ronaldo con Messi che praticamente è davanti la porta. Calcia forte Davide. E arriva il gol di Cristiano Ronaldo. Crostino rotondo segna. Fai un zoom. No, era fuori la palla. Un zoom silenzioso. Andrea chiama il fratello ad avanzare fuori dal campo. La finta, la prende Davide. Davide! Non è gol, no, frate, no. Ecco Davide. No. Calcio di rigore per il Portogallo. Davide Lombardo. Aspetta. È fuori. Andrea, che metri di giudizio? No, non puoi battere. Questo è il golden goal. Chi segna Vince. no, chi vince perde. Sistema la porta, anzi la mantiene Messi. Un po' sconsolato, la alza addirittura perché giustamente non vuole subire gol. Strano gesto qui di Andrea. I due vengono quasi alle mani con Messi che indica la scheda e vince l'1 contro 1 più epico d'Italia. E allora signori, per il momento ci siamo spostati in piscina perché c'è una nuova sfida da affrontare per Messi e Ronaldo, stavolta senza maglietta perché giustamente andava un po' stretto a tutti e due. Ci siete entrambi? Sì. Allora vi dico che facciamo una bella gara di nuoto. Vediamo chi arriva per prima dall'altra parte della piscina. Si parte tra 3, 2, 1, via! Vediamo i due come partono. No. Guardate Davide come corre in piscina. Vai Davide! Ancora Davide! Schizza Andrea! Ma questo non vale! E soprattutto non basta! Perché sta quasi per arrivare Davide! Qui! Da quest'altra parte della piscina! Tocca! No, da capo, non vale. Davide ha regolarmente nuotato in piscina come bisognava fare e quindi punto per Davide Lombardo. Ma non vale, dai, tanto fino là. Ecco. No, giù no. Nuovissima sfida, sempre qui in piscina abbiamo posizionato la porta, abbiamo il portiere, la sfida è infinita. Prima sul campo da calcio, adesso in piscina, prima nuoto e adesso palla a nuoto con i calci di rigore qui in Ville Liz. Parte Andrea fuori!
No, aspetta, lo ripeto. No, allora può rispondere Davide Lombardo. Ecco qui si posiziona Davide Lombardo. No, non vale. È gol. Ma ne vale, è buttata fuori. È gol, Andrea, è gol! E quindi siamo 1-0 per Ronaldo. Vediamo il secondo calcio di rigore qui in piscina della Ville Leeds. Da parte di Messi si posiziona. Vediamo come parte. Messi! Che esulta guardando al cielo e poi dice stai zitto a Davide. Ecco qui. Davide Lombardo che posiziona il pallone e parte Davide, blocca tutto Lionel Messi. Ecco il terzo rigore per Lionel Messi che vuole forse andare col pallonetto. Lukaku! Golazo di Messi! E vediamo Davide come risponde qui in piscina, se lo sbaglia o meno parte Davide palo. Godo! Via! Sposta il portiere, vediamo se ci riesce, para Davide! No, aspetta, rigore. Ma è portiere, Andrea, può pigliare in mano. 2-2, chi vince perde. Perfetto, molto chiaro Andrea Lombardo, vediamo Davide che parte fuori! Patrizio! Allora, è il momento di Andrea Lombardo, che quest'oggi è veramente MVP. Vediamo come Davide si posiziona in porta, parte Andrea Lombardo, fuori! Patrizio, la palla! Segna per tutti noi, a chi lo dedichi? Lo dedico a Anna Mena. Oh! L'affronto di Davide al fratello e alla fidanzata del fratello, Anna Mena. Ecco Davide che può partire. No! Gol! È gol! Tutti alla rete, attenzione! Gol! Non fanno, è gol! Gol incredibile di Davide! È gol? No! È gol, Davide! Tutto tranello, aiuto! No, no, ya! Che è successo, Andrea? Io ho soldi, Davide! Cani! Aspetta! Anello ritrovato, ma io ricordo signori che siamo 2-2 perché questo gol di Davide vale. Te lo sei autofatto il gol, Andrea, mio caro. Anche gol dedicato ad Anna Mena e quindi devi rispondere. Lo faccio per Anna Mena, ragazzi! No, per Davide! Vediamo cosa succederà adesso con Andrea. No, aspetta, non vale. Ma io l'ho presa. Non l'ho presa. È tutto regolare, signori. Davide deve tirare l'ultimo calcio di rigore. Allora, questo qua ce lo dedico per Anna Mena. Oh, l'affronto ancora una volta al fratello. Vai, c'è ancora una finale da disputare. Vediamo se ci arriviamo in pareggio con il rigore di Davide. No! L'ha sbagliato! E invece no, signori, lo ha segnato. Andrea, nella vita si vince e si perde. Tu questa volta hai perso, ma c'è ancora una finale da giocare. E allora, signori, siamo giunti alla finalissima di questo incontro epico, anzi scontro epico tra i fratelli. Messi da una parte, Ronaldo dall'altro. Andrea contro Davide, Davide contro Golia. E per la sfida finale mi sono affidato ad un giudice particolare, ad una persona che fa delle domande, proprio come successe l'anno scorso. Lo scorso anno era Fuse Gamer, quest'anno è direttamente Enrico Lazzarato. Buonasera concorrenti, buonasera. Sera. Come va? Tutto bene? Bene. Ok, siete pronti con la prima domanda? Vai. Qual è la capitale della Francia? No, non ha, da, giù. Si prenota Sì, Davide? Davide? È Parigi. Bravo! Prima risposta corretta da parte di Davide. Andiamo con la seconda domanda. Ma non vale. Chi ha vinto quest'anno lo scudetto in Serie A? Il Napoli. No? Sbagliato. Davide? Aspetta. Bravo! 2-0 per Davide. Ma non vale così. Il Napoli ha vinto il scudetto. No, l'ha vinto l'Inter. caro Ripeti. Davide. Qual è il capoluogo della Campania? Napoli. Bravo! Famoso. Bravo Andrea, Calma. 2-1. Quanti giocatori ha una squadra di calcio? Hai fatto una là. Ma oh! Vai Davide, se lo sai batti. Come si chiama? Quanti giocatori ha una squadra di calcio? 11. Bravo! Bravo Non Davide. male, non male. Chi è il santo patrono della città di Napoli? Facile, Andrea. Ma fallo se lo sai, Davide. Della Wendy. No! Davide? Aspetta. Ma no, può premere se la sa. Ripeti, giù, ripeti. Chi è il santo patrono della città di Naples? Napoli. San Gennaro. Bravo! 3-2. Quanto fa 0 più 3?
Difficile. Questo è 50. Ma sono guarda, Terry. Fa 3. Ti ho messo un po' in difficoltà. Vai, poi, Davide. ragazzi. 3. Bravo! Dai. Giratina. Bravo! 3-3. Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? La rifaccio. Oh, Andrea? Grigio. No, sbagliato. Marrone. Bravo! Dai. Bravo Andrea! 4-3 per Andrea che rimonta. Domanda numero 8. Di quale forma geometrica è il pallone da calcio? Sì? No, aspetta. No, prenotato. No, vai. aspetta. Vai Davide, vai Davide. Aspetta. Shh. Vai Davide. Fallo rispondere. Vai Davide. Hai prenotato Vai te. Davide! Vai Davide. Dillo tu! Vai Davide. Dillo! È rotondo. E quindi è? Rotondo. No, è rotondo, vai tu. E quindi la forma geometrica è? Aspetta. Sì. Certo. Rotondo. E quindi la forma geometrica è? Stello. No. No, sbaglio. Com'è Davide? Sfera. Bravo! Ma anticipare. Complimenti. Quale maglia sta indossando in questo momento Davide? La rossa. Sbagliato. No, è la squadra spagnola. Davide! Sì? Dillo Davide! Aspetta. Dillo, no! Aspetta, Dillo tu! Aspetta. Davide, prenotati! Giallo. No, sbagliato. Sì? È quella del Portogallo. Bravo! Ma era giallo. Ma è rossa, Andrea. Guardala. È rossa. È rossa. 5-4 per Andrea che è sempre in vantaggio. Dai, Domanda vai. numero 10. Quanto fa 1 più 1? 12. Sbagliato. 13. Quasi. Vai Davide. Dico 1 più 1. Ah, voglio 2. Bravo! Non vale. Siamo pari signori. Ultima domanda. Chi prende questa vince tutto quanto. Chi ha segnato nella finale del 2006 l'ultimo rigore per l'Italia? L'ultimo rigore che ha fatto vincere all'Italia. Bravo Davide. Chi l'ha segnato? Chi l'ha segnato? Sì? Roberto Baggio. Bella. No. Bravo te. No. Dai. Alvarez. Ma no, non era ancora Messi. nato. No. Allora nel 2006. Fabio. Pagliarella. No. Fabio. 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 È l'ex allenatore del Sassuolo. Bravo. L'ex. Ma premi dillo te così vinci. Vai. No, aspetta. Fabio. Vai Davide, premi. Allora sono premi in 3, 2, Aspetta. 1. Ha perso chi? Fabio. Ma sta allenando pure la Fiorentina, mi sembra. Fabio. Davide, premi questo bottone e dillo. 3, 2, 1. Fabio. Vai, Fabio Grosso. No! Non vale. È Roberto Grosso. Fabio Grosso. Ed eccoci qua con questi due ragazzoni. Niente, purtroppo Andrea giustamente vuole vincere sempre, come tutti quanti, Andrea. Ma nella vita? Si vince e si perde, ragazzi. Bravissimo, applausi. E soprattutto voglio vedere un gesto da parte di tutti e due. Aspetta. Vediamo. No, la mano sì, le braccia no, perché La mano. Ah. La prossima della rivincita. Bravissimo. La prossima volta la rivincita. Per lanciare un bel messaggio, visto che siete fratelli e che vi volete bene, la coppa l'alzate tutti e due. Quindi ragazzi, tutto bene, quel che finisce bene. Grazie per il supporto. la Bayer Fuse venga a logo, Iscrivetevi anche ai loro canali. Grazie che seguite anche loro, perché so che vi fanno molto divertire come fanno divertire a noi, visto che li vediamo tanto bene. Ciao! E viva la sportività. Forza Argentina. Forza Argentina. Sempre.